Buonasera a tutti, eccoci qua per il terzo episodio di Retro Bottega. Oggi siamo per la prima volta dalla nostra sede ufficiale a Pordenone, dalla libreria Quo Vadis di Daniele Zongaro. Oggi Mauro, puntata speciale perché ci saranno un po' con noi tutti gli ospiti, tutti i nostri colleghi bottegai a raccontarci libri, film, dischi, festival e molto altro. Partiamo però da una cosa molto particolare perché Retro Bottega è sempre seguitissimo. Abbiamo appurato però una cosa che è successa questa settimana che un po' ci ha sconvolto. Sì, abbiamo fatto la puntata 2 settimane fa, la prima puntata in cui raccontavamo la casa editrice Iperborea e secondo noi, a causa di Retrobottega, adesso Iperborea va in allegato con 25 volumi sul Corriere della Sera, quindi siamo stati, diciamo, non solo anticipatori, ma siamo stati proprio coloro che il motore di questa iniziativa, noi crediamo. Sì, pare proprio che sia così. Bene, io direi di cominciare subito a chiamare qui il primo ospite, in modo da iniziare questa carrellata di personaggi che un po' si alterneranno con noi a chiacchierare. Il primo ospite è un carissimo amico ed è Andrea Visentin. Abbiamo il posto sul divano qui per lui. Il mitico divano rosso della libreria Quo Vadis, esatto. No? Che è questa seconda casa nostra. Andrea, che è per metà anima bottega errante, ma per l'altra metà è Dedica. E allora vorremmo chiederti di raccontarci di Dedica Festival, dell'edizione di quest'anno, ma per chi magari non lo sapesse, quelle che sono le caratteristiche di questo festival. Sì, ciao a tutti intanto, saluti a tutti quelli che sono sul web in questo momento. Dedica è un festival che si svolge a Pordenone dal 10 al 17 marzo, è un festival molto particolare perché mette al centro del proprio programma un autore, e questo autore viene invitato, sarà presente per tutta la settimana del festival, e quest'anno avremo Atik Reimi, uno scrittore afghano che ha scritto dei libri importanti, ha scritto Pietre di pazienza, che ha vinto il premio Goncourt nel 2008, e la caratteristica di Dedica Festival è proprio quella di mettere l'autore al centro del progetto, per cui in una settimana, in 8 giornate, noi realizziamo tutta una serie di eventi sulla sua opera, per cui con serate di cinema, presentazioni di libri, di poesia, incontri, dibattiti sull'opera dell'autore protagonista. Quest'anno è il 24esimo anno, per cui è un festival con una bella storia alle spalle, e è sicuramente una cosa interessante e un po' particolare, insomma. Quindi a marzo Dedica qui a Pordenone, però adesso siete in giro con un cartellone di Aspettando Sì. Dedica Festival. Sì, quest'anno abbiamo 14 anteprime itineranti, siamo già a buon punto, abbiamo fatto tutto questo percorso insieme a diversi amici di associazioni che sono diciamo sulla stessa nostra lunghezza d'onda per quanto riguarda, insomma, il modo di vedere la cultura, di sentire determinate cose. C'è una collaborazione con le librerie di Udine, una collaborazione con il Caffè Letterario Quadrupese, con altre associazioni, per cui 14 anteprime per Dedica. Il festival, anche quello, dura 8 giorni, e dopo ci sarà un post Dedica con un personaggio molto molto importante, Malalai Gioia. Avremo 2 eventi, uno a Pordenone e uno a Udine, in collaborazione con Vicino Lontano, per cui insomma un grande percorso per avvicinarsi al mondo di Atik Reimi, insomma al mondo dell'Afghanistan, che invitare qua l'autore non è solo per quello che scrive, per la sua opera, ma anche per conoscere più da vicino il mondo, il proprio paese, insomma. Bene, quindi a Pordenone appuntamento da non perdere a marzo con Dedica Festival. Siamo a Pordenone, Mauro, questo è un luogo un po' speciale, così diamo intanto il tempo ad Andrea di lasciare lo spazio all'altro, al secondo ospite che ci raggiunge qui. È un luogo un po' speciale perché siamo in una libreria. Siamo in una libreria speciale, una libreria di viaggio, dedicata tutto al mondo del viaggio. Lui, eccolo qua, Daniele Zongaro, che è il padrone di casa di questa libreria. Una libreria, insomma, che è anche la sede, appunto, come diceva Alessandro, legale proprio di Bottega Errante. Invitiamo Daniele a raccontarci, come facciamo sempre in ogni Retrobottega, una casa editrice, no? Allora, le prime 2 puntate le abbiamo dedicate, la prima a Iperborea, la seconda a Keller, e allora invece adesso tocca a te, Daniele, parlarci di quale casa editrice. Certo, innanzitutto essere sede di Bottega Errante è un qualcosa che qualifica in maniera estremamente forte. La libreria è legata molto ai luoghi, qui si parla e si raccontano i luoghi. Di conseguenza la narrativa da viaggio è
parte abbastanza trainante della libreria. E devo dire per esperienza mia che scrivere narrativa da viaggio è tendenzialmente facile, scriverla bene è più decisamente difficile. E questo lo dico per esperienza perché passo molto tempo su questo divano con il libro in mano e chiaramente bastano Che due bel lavoro pagine. che fai, Daniele. Sì, infatti ogni tanto pensa, entrano le persone e mi vedono qui, io mi imbarazzo perché penso di essere quasi maleducato e invece tutti mi fermano, mi dicono no, sta lì, è troppo bello vedere un libraio che legge i libri. Comunque, la casa editrice che volevo parlare stasera è Alpine Studio, che non so mai se si dice Alpine o Alpine, non ho mai capito. Casa editrice lombarda di Lucca, se non ricordo male, che lavora molto sulla montagna sia in termini di guide, soprattutto alpinistiche, anche le nostre zone, da poco è uscito un volume sulle Alpi Carniche Giulie, vengono trattate, sia da un punto di vista resoconti di grandi alpinisti, poi lavora molto in narrativa da viaggio. A me piace perché vengono spesso raccontati le gesta di grandi esploratori, Felice Benussi sul Monte Kenya, che lì è nato un ulteriore libro tra l'altro di un'altra casa editrice in questo periodo, Ignazio Piussi, Zingari in Antartide, poi tutta una serie anche di nomi nuovi, fra cui c'è anche un mio amico, me lo sono trovato incredibilmente in questa casa editrice, Paolo Zambon, che racconta un'attività, un viaggio fatto dal Canada dove lui vive fino al Sud America con uno scooterino cinese, però molto ricco da un punto di vista contenuti. Benissimo, allora grazie a Daniele. Daniele. Lascio il posto Sì, a dire. sembra dal medico, no? Esatto, ci alterniamo, ognuno col suo ticket. E adesso ospitiamo su questo divano rosso Una donna finalmente. La grafica di Bottega Errante, eccola qua, Federica Moro. A tutti. A cui oggi abbiamo chiesto di consigliarci un libro, o meglio, nello specifico, visto la sua grande passione e conoscenza per quest'ambito, una graphic novel. Che cosa ci hai portato? Allora, con grande piacere vi porto Vanna Vinci, che è una delle mie autrici e disegnatrici di fumetto preferite. In questo caso il piacere è proprio perché questo fumetto è dedicato a Frida Kahlo, che è anche un altro grande amore, e devo dire che questo fumetto è speciale perché il punto di vista della narrazione è speciale ed è un continuo dialogo di Frida con la morte, fisicamente proprio. C'è la morte che parla con Frida per tutto il tempo del libro, sì, la morte come lo scheletro che siamo abituati a immaginarlo da bambini, perché è un po', diciamo, il filo conduttore di tutta la sua vita, quello che funge anche da contrasto per raccontare un po' tutti gli episodi, insomma, della sua biografia, della sua arte. Ed è, vabbè, Vanna Vinci è una fumettista di grande esperienza, sia per quanto riguarda le architetture che i dettagli decorativi, i vestiti, le ambientazioni, è meravigliosa, è precisissima. Qua poi riporta anche alcune opere d'arte di Frida Kahlo che sono veramente ben interpretate. Tra l'altro ho avuto il piacere di andare a vedere la mostra di Frida Kahlo a Milano, al MUDE, e all'ingresso proprio c'è un'animazione sulla vita di Frida tratta dal fumetto, quindi i disegni di Vanna Vinci animati per formare proprio questa biografia viva, naturalmente molto ridotta perché lo spessore, certo, voglio dire, è corposo il volume. E niente, io l'ho amato molto, ho amato tutti i suoi libri, ma questo in modo particolare, per cui lo consigli? Beh, un sacco di consigli che ci sono in questa puntata di Retrobottega. Lo dicevi prima tu, Mauro, Federica è la nostra grafica, è anche una grande conoscitrice, viaggiatrice dei Balcani, e questo ci dà anche il via per poter chiamare un'altra donna e un'altra conoscitrice ed esperta di Balcani, a cui abbiamo chiesto di portarci oggi un libro in particolare. Lei è Elisa Copetti, di cui avevamo già parlato in una puntata. Traduttrice di In volo sopra il mare di Ivo Andrić, no? Per Bottega Errante, e di alcuni prossimi libri di cui non possiamo svelare nulla. Ancora no. E siamo, Elisa, cosa ci hai portato? Allora, oggi vi ho portato un libricino che è uscito alcuni anni fa per la casa editrice Forum, ed è Jeffrey Rouse di Goran Vojnović. Che abbiamo lasciato pronunciare a lei, perché ci sembrava giusto.
che vi ho portato, oltre per la pronuncia del cognome, perché è un esperimento davvero interessante dal punto di vista linguistico. È un romanzo ambientato nel quartiere Fujine di Lubiana e i 4 protagonisti sono 4 giovanotti che fanno parte di quella seconda generazione di lubianesi nati però da genitori che arrivano da tutta l'ex Jugoslavia e che appunto dai lubianesi dopo venivano definiti cefuri. E questi giovanotti cefuri parlano uno slang che è tutto loro e che è infarcito di parole che vengono dal macedone, dal bosniaco stretto, dal serbo strettissimo e fanno delle cose da quartiere periferico di una capitale. Quindi insomma si avventurano nel centro a bordo di macchine scapottate con la musica a palla, per cui è un romanzo molto divertente. Ci hanno fatto anche un film, non a caso, e dal punto di vista della traduzione è un'opera, secondo me, invidiabile. Io ne invidio molto la traduzione di Patrizia Raveggi, che è una traduttrice piuttosto esperta, e che qui, secondo me, ha fatto il miracolo, perché è riuscita a rendere quello che io mi immagino il linguaggio del quartiere dei cefuri in uno slang italiano molto molto interessante e piccantino. Quindi insomma ve lo consiglio. Grazie mille Elisa, e il collegamento sembra naturale, proprio sembra che non ci fossimo neanche preparati. Meglio di questo non è possibile. Invitiamo Maurizio Mattiuzza, poeta, scrittore e molto altro, a collegarci con la Slovenia di Elisa, questa Lubiana, insomma, questa Lubiana periferica. Con Maurizio, raccontaci questo festival molto particolare di poesia, come viene vissuta la poesia dall'altra parte del confine, no? Che è forse un modo molto diverso da quello a cui siamo abituati qui. Intanto grazie per questo divano, buonasera a tutti. Se mai si sa dello psicologo da Serena Bambini, non importa. Sì, è diverso perché c'è una grossa attenzione che non mi è mai capitato di trovare nei festival italiani in cui sono stato ospite o spettatore, una grossa attenzione per le traduzioni, dunque il lavoro di traduzione è fatto in grossa precisione, parte molti mesi prima, e chiunque vada a questi festival può godere, diciamo, la traduzione della propria lingua del testo che viene letto sul palco. Dunque non c'è solo un interesse performativo, ma c'è un interesse comunicativo che molti festival tendono un po' sottovalutare, privilegiando l'atto del reading come un atto, diciamo, giornalistico performativo. Qui invece c'è un grosso lavoro sul testo. E il secondo aspetto è la grande popolarità che hanno alcuni festival di poesia nell'area balcanica, soprattutto in Slovenia, devo dire, dove succedono delle cose stupefacenti. Uno di questi festival si tiene a Ptui, come è noto, e è incredibile trovarsi di fronte 6, 7, 800 persone a seguire dei reading in traduzione, quindi poi c'è sempre un ospite sloveno, quasi sempre, non tutte le sere. Però ci sono 5 poeti o 6 poeti che vengono da qualsiasi parte del mondo e le persone seguono la traduzione su questa mega scala. C'è sempre un ospite musicale che viene fatto da traino un pochino alla serata, però la cosa che colpisce è mentre altri festival quando la musica finisce e i poeti iniziano, delle persone se ne vanno, le persone continuano a venire, anzi ci sono persone che entrano nella piazza quando cominciano i poeti. Questo è un segnale davvero in controtendenza, no? Che fa un po' riflettere sul fatto che noi sentiamo sempre questa narrazione in Italia perché la poesia è un genere di nicchia, un genere che fa pubblico, un genere che non c'è interesse, invece in altri paesi funziona, quindi credo che dobbiamo da imparare un po'. Sì, abbiamo da imparare, forse dovremmo anche chiederci come mai gli altri riescono a far funzionare questo motore emotivo, noi no, non noi di Bottega Arrante, ma certo, qualche volta. Ottimi spunti, non soltanto per recarsi a vedere questo festival, ma anche per allargare la riflessione. Io ci vado anche quest'anno, vi aspetto. Bene, allora ci vedremo senz'altro lì. Chiudiamo perché abbiamo un ultimo ospite, un po' lo abbiamo lasciato in fondo anche perché è il presidente di Bottega Errante e oltre ad essere presidente è anche un esperto musicologo, per cui oggi per la prima volta riusciamo ad allargare un po' il bacino dei nostri consigli chiedendo a Simone Cipriani, che ci ha raggiunto qui, un disco. Consigliaci Simone un disco. Non so perché tutti hanno parlato di libri, io sono l'unico che non parla di libri. Perché non li leggi? Probabilmente questa è la conclusione.
ho pensato a questo disco nei 10 minuti fa, nel senso che non mi ero preparato, ma è un disco che mi ha veramente lasciato non indifferente. È un disco di uno statunitense, di un quasi quarantenne, poeta e cantautore del Nebraska, si chiama Conor Oberst, sconosciuto assolutamente in Italia, viene dall'India americano. Particolarità di questo bellissimo disco che ha fatto, che si chiama Salutation del 2017, che viene dopo un disco molto intimo, chitarra e voce, in cui lui ha rifatto in questo Salutation ha rifatto completamente queste canzoni, ci ha messo dentro una band e quindi il disco suona con tutta altra intensità, e dentro vi trovate Dylan, vi trovate un po' di Irlanda, una sonorizzazione insomma molto molto bella che attira dentro. Il disco è una delle cose più belle e nuove del 2017 che ho potuto sentire. Super! Grazie Simo. Grazie Simone, siamo quasi in chiusura. Come al solito vi vogliamo ricordare questa volta 2 appuntamenti targati Bottega Errante che si terranno alla fine di questa settimana, entrambi venerdì. Mauro, vuoi aiutarmi a ricordarli? Sì, avremo Pino Roveredo che si farà una nuova tappa della sua serie di presentazioni in biblioteca a San Vito al Tagliamento alle ore 18. E poi a Spinea, sempre venerdì, quindi siamo in Veneto, Renzo Brollo porterà la sua Montagna Storta e racconterà ancora una volta questa storia friulana ambientata sul Chiampon, la montagna che sovrasta Gemona. Bene. Benissimo, chiudiamo come sempre con il film consigliato da Alessandro. Quindi Alessandro, questa settimana cosa andiamo a vedere? Andiamo assolutamente a vedere Lady Bird, questa commedia americana scritta e diretta da Greta Gerwig, attrice, sceneggiatrice che già si era messa in mostra più volte. È un coming of age straordinario, generazionale, che veramente racconta l'adolescenza, in particolare la storia di questa giovane ragazza. Ne sentiremo sicuramente parlare, anche perché è uno dei film in corsa ai prossimi Oscar. Bene, con questo vi salutiamo, grazie per averci seguito, grazie a tutti gli ospiti che hanno fatto questa carrellata accanto a noi e ci hanno raccontato libri, dischi, case editrici molto alto. Noi ci rivediamo lunedì prossimo. Grazie ancora, ciao, a presto!